Presidente Fontana, autonomia differenziata, è stata posata la prima pietra, a che punto siamo, come vivete questa giornata? Ma innanzitutto la grande soddisfazione di poter dire ha vinto la Costituzione che prevedeva questa forma di autonomia è stata finalmente applicata, nonostante tutto quello che hanno cercato di dire e di opporre le persone che sono riuscite a spaventare la nostra gente raccontando una serie di bugie inenarrabili. È un passo importante, non è l'arrivo, non è la conclusione. È l'inizio di un percorso dal quale adesso non si può più tornare indietro. C'è la strada tracciata, noi adesso inizieremo a prendere subito contatto con il governo facendo le nostre proposte, le cosiddette preintese, raggiungeremo queste preintese con il governo che sottoporremo poi al Parlamento, il quale in sede di commissione farà le sue osservazioni e di lì a quel punto si potrà stabilire finalmente l'accordo definitivo con il governo. Diciamo che è una bella giornata perché con la Costituzione sicuramente contribuiremo ad ammodernare il nostro Paese, ma contribuiremo soprattutto a dare la possibilità a tutti i territori di avere una più efficiente amministrazione della cosa pubblica, una maggiore opportunità di sviluppo, una maggiore opportunità di voce ai territori e di rispettare quelle che sono le esigenze e le necessità di ciascun territorio del nostro Paese, che sono belli, ma ciascuno con delle richieste e delle necessità diverse. Ai colleghi presidenti del Sud che sono un po' perplessi, cosa diresti oggi? Ma direi che dovrebbero cogliere questa occasione. Tra le altre cose, una delle questioni che bisogna sottolineare è che non c'è l'obbligo di aderire all'autonomia. Se qualche collega del Sud ritiene che sia più giusto proseguire in questa direzione nella situazione odierna, lo può tranquillamente fare, ma io direi loro di non perdere questa opportunità, questa occasione, perché attraverso l'autonomia differenziata credo che anche quelle parti del nostro Paese che a causa dell'odierna situazione, a causa dell'odierno centralismo sono rimaste un po' in difficoltà, un po' tanto in difficoltà, avranno l'opportunità di essere più propositive, di essere più capaci di dare una risposta alle esigenze e alle necessità dei loro cittadini e dei loro territori.